tagliare a fette, successivamente viene tagliata a tutti a cubi, ovviamente più piccoli fai, più doppio è veloce fare la battuta al coltello. Fasciate del 2022, coloro che l'anno scorso erano così titubanti in passerelle e quest'anno invece sono diventate il nostro corpo di ballo e hanno accompagnato Asuna. Arianna, vieni, la vincitrice del contest cantanti in tournée quest'anno con noi su tutte le spiagge del Veneto e soprattutto con questa nuova sigla Good Vibes. Ebbene sì, che hai realizzato proprio per noi, appositamente per voi. Ragazze, voi intanto andate a prepararvi perché so che il vostro compito oggi è davvero arduo e lungo, vedo che la piazza è sempre più piena e questo ci fa davvero piacere. Arianna, vai anche tu? Volevo tirare questi sono i coriandoli delle maggiorette, le mettiamo qui e poi li tiriamo su perché siamo pronti per iniziare. Siamo arrivati finalmente alla 13ª edizione di Miss Venice Beach e chi l'avrebbe mai detto, ogni anno si parte sempre qui da Jesolo. Quindi è per questo che io vorrei fare un ringraziamento particolare al comune di Jesolo che da 13 edizioni ci sostiene, ci appoggia e ci permette di realizzare questa fantastica serata per tutto il pubblico, i vacanzieri in vacanza. Grazie ad Alberto Maschio, assessore al turismo, qui con noi in giuria. Grazie mille. Portiamo i saluti anche del sindaco, che ovviamente ci sono sempre tante attività, però non è detto, magari alla fine passa a farci un salutino Alberto. Noi siamo sempre così con le dita incrociate. Volevo ringraziare e presentare anche i giurati che sono assieme a te questa sera in questa bellissima avventura. L'abbiamo conosciuto prima, c'è Marco Belluco di Belluco Fan, mi raccomando Marco, con i voti qui. Poi abbiamo Elena Perosa dell'azienda Sport Arredo, perché dovete sapere che quest'anno le nostre Miss avranno una bronzatura da fare invidia alle caraibiche e lo sapete perché, l'avete visto prima nei vari video, perché utilizzano MySun, dei solari che non sono dei semplici solari ma dei cosmetici. Cosmetici cosa significa? Significa che non solo proteggono dal sole ma hanno anche una cura della pelle, dell'invecchiamento, delle rughe, insomma per noi donne il non plus ultra. Li vedremo anche questi più tardi, quindi ben arrivata Elena. L'abbiamo visto prima con il suo Q8 sfrecciare, no, non ha sfrecciato perché non si può, ma qui è partito con la sfilata delle Miss. Roberto Bravin di Motor Class, testimonial Audi per il Veneto. Chi altro c'è, Roberto, all'infuori di te? 1, 2, 3, 4, 5, questa è la nostra fantastica giuria di questa sera. Vi ricordo, voti dall'1 al 10, non mettete i mezzi voti, se no diventa un po' un casino fare le somme e poi le votazioni. Ci sono 3 temi, ovvero il primo è quello della presentazione. Tanti di voi li ho visti, ci seguono spesso in tutto il nostro tour da tanti anni, quindi lo sanno, il primo voto le ragazze si presentano e faranno il loro talento. Nella seconda le vedremo sfilare come delle vere modelle in passerella con la posa fotografica e nella terza uscita diventeranno delle attrici su questo blue carpet di Piazza Milano, perché ognuna di loro ha scelto un personaggio da interpretare. Il tema di questa serata è influencer, quindi insomma le nostre giovani ragazze si ispirano davvero ai social e alle influencer. Siamo curiosi di capire chi porteranno sul palco e qui le vedremo proprio recitare. Eccola qua, infatti mi sembrava che mancasse un'altra giurata. Asuna, eccola qui per il talent cantante, ovviamente anche per le ragazze. Ringraziamo tutti i nostri partner, a iniziare dal comune di Jesolo, jesolo.it, Comitato di Piazza Milano, EIWA Sport and Spa, Audi Motor Class, MySun Solari, Gioielli Leonardo, Borse BGHY Venezia, Blank Dunil, Non Solo Rosso Parrucchieri, La Fornasotta, Area B Bikini,
Veri partner del food, li abbiamo visti prima, Consorzio Sigillo Italiano, Eunicarve, Pampiumino, i Pescaori, Latteria Soligo e Coraia. I nostri media partner, il Gazzettino, Radio Wow, GD Ferro Team, Best Magazine e YouStyle. Vi ricordo inoltre di andare sul nostro sito per votare la Miss che più vi piace, perché potrà arrivare direttamente in finale con la fascia di Miss Gazzettino, ma durante la serata vedremo che ci sono altre fasce extra. Siete curiosi di vedere le Miss? Non mi avete convinto, siete curiosi? Ah, allora ci siamo! Iniziamo con la Miss numero 1, arriva da Castelfranco Veneto, Maria Vittoria Cottini, 17 anni, 1,65 m, del segno dell'Ariete. Siamo pronti? Perché lei l'anno scorso ha calcato proprio questa passerella. Non pensava di passare la selezione, non pensava di arrivare in finale, non pensava di indossare lo scettro e la corona. E invece è successo, è la nostra Miss Venice Beach 2022, Anastasia Orru! Ovviamente, no! come sempre. Sei una timidona. Allora, guarda che bella piazza. Non so quante migliaia di persone ci saranno. Saluta, perché ciao. Dice la telecamera, ci stanno seguendo anche in diretta dalla webcam di Piazza Milano, ci stanno seguendo in diretta da GD Ferro Team, ci stanno seguendo in diretta sul Gazzettino, insomma siamo in diretta un po' all over the world, ovunque, non ci sa quante migliaia di persone ci stanno guardando. Cosa vuoi dire a questo pubblico? Beh, allora, innanzitutto grazie di essere qui. Sarà una serata speciale, vedrete un sacco di bellissime ragazze, io le ho già viste e devo dire che sono proprio belle, cioè. Io non so se l'anno scorso avessero partecipato con me, io che fine avrei fatto. Beh, ormai dai, sei passata. Sì, l'ho scampata. L'hai scampata bella, l'hai scampata bella. Insomma, ti abbiamo vista che ormai fai anche l'inviata, stai facendo un po' di gavetta, hai lavorato con noi tutto l'anno, ti sei divertita? Sì, mi sono divertita, è stato bellissimo. E magari un giorno quella bambina sarà qua con noi. Eh sì, in vera fila. E quindi si è fatto un sacco di lavori, mi sono divertita un sacco, sono cresciuta molto, noi ragazzi abbiamo legato tantissimo. Insomma, veramente è un concorso che insegna tanto, dà tanto e come ho sempre detto lo consiglio a tutti perché veramente ne vale la pena, sia ad artisti, cantanti, persone che hanno voglia di far vedere un loro talento, questo è il posto giusto. Grazie Anastasia, allora ti vediamo anche più tardi perché sarai comunque con i nostri giurati, so che hai preparato un piccolo cadeau per tutti loro, quindi ti lascio alle tue mansioni da padrona di casa, anzi sì dai vabbè dai, da padrona di casa, io ormai da vecchia. Da vecchia? Mi stavo dando io della vecchia, invece te la sei presa tu la vecchia. Vabbè, ok, va bene, va bene. Ci vediamo più tardi, grazie Anastasia, Orru, Miss Venice Beach 2022. Numero 2, Virginia Bigerna, arriva da Galzignano Terme in provincia di Padova, del segno dell'Ariete, anche lei 1,65 m, 17enne. Eccola Virginia!
Numero 5, Clara Casotto, anche lei arriva da Padova, Correzzola del segno dei pesci, ha 16 anni, è la più piccolina, no, non è vero, c'è un'altra di 15, 1,70 m del segno dei pesci, vai Clara! Numero 6, Andrea Parisi, 18 anni, 1,70 m, arriva da Salcarena in provincia di Treviso, del segno del toro.
oggi abbiamo la busta, venite, Roberto, Bravin, Marco, Bellucco, Serena, Elena, Perosa, vieni Federica, vieni, la mia talent scout, è lei che cura e che cerca tutte le ragazze, l'anno scorso ne ha trovate oltre 200, quest'anno abbiamo già superato i 100, Federica un grande lavoro alla ricerca nei locali, nelle discoteche, nei social, dappertutto, insomma ecco, un grande lavoro perché insomma diciamo che non crescono così sotto i funghi le nostre miss. Ottimo, allora devi spiegarmi qualcosa? Perché di solito mi scrivono i poemi sulle... Ah, tutto chiaro. Ah, perfetto. Allora, io volevo... Il microfono ce l'abbiamo, grazie Federica. Volevo ricordare questa cosa, che le nostre ragazze sempre più social hanno fatto dei video. Questi video dove si presentano e rispondono a delle domande che noi gli facciamo per conoscerle un po' meglio, sono andati in onda nel daytime di Radio Wow, quindi nella Wow TV, ogni giorno alle 20:45, dove noi presentiamo i partner della tappa, dove siamo, cosa facciamo e ovviamente i cantanti, i fotografi e anche le miss. Il video più simpatico, più bello, ha guadagnato 3 punti. Questi 3 punti ce li hanno assegnati il pubblico di Radio Wow, il pubblico di Miss Venice Beach, che con i loro messaggi, i loro tweet, insomma le loro informazioni hanno votato per una miss piuttosto che un'altra. Quindi chiamiamo le concorrenti. Venite, chi va a premiare, fermi qua, e se no voi curiosate, allora i 3 punti di Radio Wow, ma non so la classifica come fosse, dopo ve lo vediamo, comunque fanno a colei che è arrivata terza classificata, quindi Federica era già arrivata terza o i 3 punti l'hanno aiutata? Classificata è con 120 punti la numero 7, Serena Forzutti. Questo è il bello della diretta, Miss Venice Beach succede questo e anche altro, cambiamo la fascia. La seconda almeno è rimasta quella. Complimenti Serena, ben arrivata in finale. Ripeto, tutti i prodotti, il Tinder, il Gelaloe, i prodotti Rexpert di 30 di protezione, l'ingresso alla spa, i prodotti Coraia, di tutto e di più. Vai cara! La cavazzina per Consorzio Sigillo Italiano! Vieni Marco, Bellucco, vieni, che premiamo la miss per lei, la fascia, quindi l'accesso alla finale, la borsa con i premi My Sun anche per lei, un attivatore Tindari, i prodotti che rispettano l'oceano, il mare, insomma sostenibili con la protezione 30, l'after sun, la pochette travel arancio per il viaggio e soprattutto, questa viene data poi anche a tutte le ragazze, una card My Sun del 20% di sconto per acquistare i prodotti online. Con Marco, te non ti puoi sbagliare perché da come la leggi, da giù o da su, lei è sempre seconda. La numero 2? Sì. Con 122 punti. La numero 12. Benedetta Kovacevic. Dove sta Benedetta? Eccola, Ecco Alessandro, ecco Marco, tu hai il compito di consegnare lo scrigno. 7 kg di carni tra costate, hamburger e chi più ne ha più ne metta, pesa
fai palestra, questo te lo diamo dopo Benedetta, vai mia cara! Qui vicino a me, allora, l'assessore, Elena, vieni, la miss in carica, dove sta Anastasia, vieni qui vicino a me. Allora, Alberto, come ci siamo su questa classifica? Beh, noto una certa suspense, c'è molta suspense, ci sono delle aspettative sulla prima classificata, secondo me non diciamo, c'è molta incertezza ancora. C'è molta incertezza, io quasi farei il Toto Miss. Non scommettiamo. Perché sennò andiamo. Elena, vieni! I solari delle Miss, dei solari che abbiamo detto importanti, dei cosmetici che voi create con tanta cura, con diciamo degli ingredienti davvero particolari, ovvero avete anche tutta una linea green, quindi con prodotti dove non vengono utilizzati ingredienti di prodotti animali, con dei principi attivi davvero di un certo calibro, no? Proprio perché volete fare la differenza. Certo, il filo conduttore con Miss Venice Beach e i nostri brand di cosmetici solari, chiaramente la bellezza della persona in primis, fino alla bellezza dei territori, la bellezza delle realtà commerciali che tappa in tappa voi valorizzate con questo entusiasmante talent show. E per noi bellezza significa attenzione, cura e rispetto, è una parola molto importante che abbiamo appunto anche dedicato nella linea per la protezione solare. Bene, grazie Elena. Allora guarda, io poi li ho già provati, non vedo l'ora domani di stendermi al sole. Alberto, la suspense la vuoi o non la vuoi? Ce l'abbiamo un rullo di tamburi? No, mettimi una musichetta sotto, Gianmarco, vai. Con surprise! Alla prima tappa di Miss Venice Beach vince 135 punti! Incredibile! La numero 8! Lorenza Fusillo! Lorenza! Quando si dice gli ultimi saranno i primi, per lei la corona, lo scettro di Miss Venice Beach realizzato da Gabriele Urbana, da 12 anni Miss Venice Beach, gli unici a realizzare un vero scettro di Murano con foglia oro, la coroncina in Swarovski, un gioiello offerto da Leonardo Gioielli, un costume della linea Area B Bikini, i prodotti di Maisan, l'ingresso ad Ewa. Bisogna dare la macchina, Roberto, però qua bisogna portare la macchina perché sennò non ce la fa con tutte ste cose. Lorenza, hai vinto! Te lo aspettavi? Hai vinto! Vai mia cara, vai! Complimenti con la fascia di Miss Leonardo Gioielli, Lorenza la numero 8. Io volevo ringraziare tutta la città di Jesolo, il comune, il comitato di Piazza Milano che da sempre ci sostiene in questa manifestazione. Sport and Spa, Audi, Motorclass, Maisana, Solari, Gioielli Leonardo, le borse BGHY, Blanco Tunil, Non Solo Rosso Parrucchieri, la Fornasotta, Area B Bikini, i partner del food con Consorzio Sicilio Italiano, Panpiolino, Pescoli, Teria Solivo, Coraia, i nostri media partner, Destino, Radio Wow, Gigi Ferro Team, Best Magazine, New Style e Antenna 3. Vediamo nella prossima tappa il 21 luglio a Caorle. Un bacio, seguiteci sui nostri daytime di Radio Wow e nella puntata in TV. Ci vediamo, grazie Jesolo! Ciao amici
di Faro Team, questa tappa si è ufficialmente conclusa, siamo qui con Benedetta, Miss Buonasera Consorzio Sigillo Italiano, seconda classificata della prima tappa di Jesolo di Miss Venice Beach 2023, 13ª edizione. Com'è andata stasera? Ti sei divertita? Molto bene, sì, tanto. Sì. Molto. Sappiamo che avete trovato anche le influencer, come mai tu hai scelto quel particolare personaggio? Ho scelto Chiara Ferragni per un semplice motivo che mi ispira proprio come donna, cioè il mio obiettivo, cioè Una donna forte, esatto, indipendente, sì, anche sì. perché molti magari possono dire vabbè è scontato scegliere lei, perché molti potrebbero pensare così, però secondo me invece no, perché possiamo comunque dire che è una donna imprenditrice italiana tra le prime che si è affermata è la prima influencer innanzitutto, la prima donna possiamo dire anche italiana a essere stata quotata in borsa col suo marchio, quindi ragazzi un po' di donna, quindi diciamo che il tuo sogno è diventare come lei. È un grande sogno, però. Ma guarda che i grandi sogni bisogna averli, perché i grandi sogni sono quelli che possono realizzarsi. Anche Speriamo. perché sognare è gratis, o si sogna in grande o non si sogna. Esatto. Intanto abbiamo vinto questa tappa, adesso bisogna prepararsi per la finale al Mosella. Sei pronta? Sei carica? Sì, molto. Cosa ti aspetti per la tua prossima tappa con Miss Venice Beach? Perché sai che comunque quel prossimo step durerà anche più giorni. Certo, sì, non mi aspetto, non sono una che fa molti Preamboli. Esatto. Però magari fare amicizia, conoscere bene le altre sicuramente ragazze. mi impegnerò al massimo e darò ancora più di oggi e sì, si spera sempre di arrivare Tra le migliori. Esatto. Ti ha accompagnato qualcuno questa sera? Sì, mia mamma e mia sorella. Che bello, la famiglia ricordatevi che è una delle cose più importanti nella vita di una Miss, perché senza il loro sostegno veramente saremo sole. Esatto. Bene, io ti lascio così puoi finalmente Grazie andare a riposare, mille. possiamo levare i tacchi perché sappiamo che sono Mamma mia, molto sì. dolorosi e ci vediamo alla finale. Grazie mille. Ciao. E siamo qui con la prima classificata della tappa di Jesolo, Lorenza. Ciao a tutti. Allora, la tua premiazione è stata un po' un trambusto, diciamo, perché prima è stata fasciata come terza, poi ti hanno tolto la fascia, abbiamo visto la triste, io devo dire, basta, non mi chiamano più, e invece eri la prima. Ti hanno voluto fare uno scherzetto, quindi sapevi di averla vinta ma non ti aspettavi il primo posto. Assolutamente no, per me era la prima volta che sfilavo, proprio in generale, quindi non mi Quindi aspettavo. è andata più che bene. Assolutamente sì. Molto più che bene. Sì. Sei stata sicuramente felicissima e adesso aspettative alte, perché adesso ci sarà anche la finale dopo al Mosella, quindi hai Sì, vinto una corona, esatto. dobbiamo cercare di portarci a casa in quella in vetro di Murano. Lotterò. Lotteremo, quindi prepararsi agguerrite. Chi ti ha accompagnato questa sera? Il mio ragazzo, la mia migliore amica, i miei amici e la mamma. Papà Bene, lavora. allora noi li salutiamo tutti. Ciao a tutti. Grazie per il sostegno che sono stati qua Grazie stasera. mille. Vi vogliamo anche al Mosella per la finale, in prima fila, mi raccomando. Beh, allora, ricordati che io sono stata una Miss. La cosa più bella è avere il sostegno degli amici e della famiglia. Assolutamente. È sempre la parte, diciamo, più importante. Poi l'Elisa che fa sempre queste tappe facilmente raggiungibili è bello proprio perché puoi avere loro al tuo fianco. Dico, io a volte ho fatto tappe in montagna, nel cucuzzolo, in cui non avevo nessuno, volevo piangere, perché sapere che nel pubblico puoi incrociare lo sguardo anche del tuo innamorato, quello ti fa avere un sorriso, penso uno dei più belli del mondo. Bene, io ti saluto, ti mando dai Ciao. tuoi amici, dal tuo amato e ci vediamo alla finale, mi raccomando, alta la corona. Certo, grazie mille. Ciao, grazie ancora. Ciao. Bene, siamo qui anche con Serena, la terza classifica, però aspettavi? No, non me Ma infatti l'abbiamo vista e quando l'hanno chiamata ma questa faccio come per dire no, ma non sono io, hanno sicuramente sbagliato ragazza, perché dopo vedevi che non se l'aspettavi, è sempre molto bello vedere l'emozione. Sì, anche perché eravamo comunque in tante, 3 fasce sono poche. Sono molto poche per essere comunque 15 partecipanti e una non c'era, quindi c'erano tra virgolette un po' di possibilità in più, ma sempre molto poche, quindi sei stata una delle migliori tra 14 ragazze, deve essere una bella sensazione. Certo. Hanno fatto la rivincita delle bionde in questa prima tappa di Jesolo. Sì, sì. 2 sul podio, quindi sì. Eh sì, quindi diciamo che le bionde colpiscono ancora. Bene, adesso ti devi preparare per la finale. Certo, Pronta carica? carichissima, non vedo l'ora.
Chi ti ha accompagnato qua questa sera? Mio fidanzato. Oh, l'amore trionfa sempre. Lo salutiamo, non sappiamo dov'è ma noi lo salutiamo. È lì in fondo, ciao. È quello che ha partecipato alla gara per caso? Mi sa che l'hanno chiamato anche, sì, mi sa di sì. È lui, perché non ti ha vinto neanche il buono tra l'altro, però l'hai vinto tu? Non lo so, io da dietro non si sentiva, quindi non so cosa sia successo sul palco con loro. Lo scopriremo solo vivendolo, Esatto. lo scopriremo solo vivendolo. Bene, allora io ti saluto e ci vediamo alla finale. Grazie mille. Va bene? Grazie, ciao. E siamo qui con la Miss delle Miss, la nostra Elisa, un'altra serata non ben riuscita di più. Elisa, grazie. Ogni anno tutti superi. Mi era mancato venire qui l'anno scorso. Io vi ho seguito da casa con la mia cucciola, il prossimo anno anche la porto perché sarà più grande. Sì, la nuova Miss di Miss Venice. Sì, e quando crescerà te la faccio anche partecipare, Spero di essere ancora in forma fra 10 anni, però insomma, vabbè, che sei così giovane, ce l'abbiamo fatta. Serata pazzesca, cantanti pazzeschi, Miss stupende, Grazie, diretta Giulia. andata bene, super visualizzazioni, cosa puoi volere di più? Io non voglio niente, voglio che continuate a seguirci così tanto, che seguiate tutta la nostra tournée. È iniziata oggi da Jesolo, le prossime tappe il 21 luglio a Caorle, il 23 luglio siamo a Rosolina Mare, il 28 luglio siamo a Cavallino Treporti, il 30 luglio siamo al Lido di Venezia e poi 4 agosto Bibbione, 6 agosto Sottomarina. Quindi un tour davvero di 7 tappe, una tournée che porterà sulle spiagge il non plus ultra tra miss, cantanti, fotografi, divertimento e tanti colpi di scena, perché con Miss Venice Beach i colpi di scena non mancano non finiscono mai. E ricordatevi che se volete vedere le spiagge più belle con le Miss più belle dovete venire alle tappe di Elisa Bagordo. Un bacio e ci vediamo esattamente tra una settimana. Ciao amici di Fare Team, mettete la sveglia, ciao!